E iniziamo anche questa mattina con la posta di Mirella, perché sono io che dovrei ringraziare, non queste persone che vengono all'Emporio Solidale a fare la spesa. Anche oggi è aperto, permettetemi di ringraziare tutti i volontari. Sono al freddo perché non abbiamo un ambiente riscaldato, perciò pensate, qua siamo a -4 a San Biagio di Calalta, non so là, ecco, siamo proprio nel profondo nord in provincia, perciò grazie ragazzi, ragazze, grazie, sono i miei ragazzi, le mie ragazze, io li chiamo così, quasi tutti diversamente giovani, a parte qualcuno che anche questa mattina, da ieri, anzi sono presenti per aiutare le famiglie in difficoltà. Allora leggiamo. Grazie per tutto quello che fate per me e le persone che come me sono in difficoltà. Sono molto contenta del servizio che prestate. Un altro anno è passato e grazie a voi un po' mi sono sollevata con la spesa. Grazie e buon anno. Leggiamo un altro, così. Ciao, grazie mille per l'aiuto che avete fatto, auguri tanti. Volevo ringraziarvi per l'aiuto e il sostegno che ci date, buone feste e buon anno. Abbiamo letto anche 3 letterine, ecco, capite l'importanza anche di rispettare queste persone, perché potrebbero anche scrivere male, cioè non è che io vado a vedere la posta e apro solo quello che mi fa piacere o no. Invece voi sapete che da anni io leggo questa posta, da anni voi mi ascoltate, vi ringrazio perché abbiamo veramente degli ascolti molto alti, avete sentito, l'ha detto anche che ho avuto ospite il nostro direttore Luigi Bacialli, perciò mi fa molto piacere perché avete imparato molto anche ad ascoltare, lo so perché quando vado in ferie in agosto gli ascolti rimangono, vuol dire che ci siete e vi ringrazio veramente tanto, ma ringrazio anche quelli che telefonano perché fa sempre piacere sentire la vostra voce. Detto questo presento subito gli ospiti, abbiamo in presenza Marco Cusì, direttore artistico del Carnevale San Stinese. Ecco, vediamo anche la locandina di questo carnevale che per far capire dietro le quinte quanto impegno, quanto lavoro, ecco, quanto sacrificio, però la passione è un'altra cosa. Saluto e ringrazio anche un altro ospite gradito che è il professor Giancarlo Corò, docente di economia, parleremo anche di dazi, dei dazi internazionali, cosa ne dice e cosa sente il professor Corò che noi non sappiamo, non capiamo bene, molto difficile il tema, sono per gli addetti ai lavori, ma noi siamo curiosi, professore, vogliamo capire anche noi per l'Italia, perché l'Italia dicono non ha problemi, il vino va alla grande, abbiamo sentito cosa ha detto un ministro del governo, sfortunati i francesi, se noi siamo più fortunati, si vede, viva il nostro vino. Sentiremo invece un addetto ai lavori, una persona competente, che la politica ogni tanto, cioè la politica, i politici facessero un passo al lato e facessero parlare le persone competenti che sanno. Forse anche noi capiremo molto di più cosa sono queste cose che all'improvviso fanno esplodere l'economia oppure la mettono a KO. Allora iniziamo proprio da lei, professore. Cosa ci dice, ecco, come sta andando, ecco, cos'è che la preoccupa di più, lei esperto e soprattutto addetto ai lavori, di questo Trump che una ne pensa e 1000 ne fa, ecco, per metterci tutti in fibrillazione. Prego, professor Corò. Beh, intanto buongiorno Mirella, a lei e ai telespettatori. Che dire, la situazione certo non è tranquilla. Diciamo che se fosse per l'economia le cose non andrebbero malissimo se noi le dovessimo soltanto osservare dal punto di vista della crescita economica, in particolare, se vogliamo, mondiale, ma anche tutto sommato degli scambi internazionali, nonostante, diciamo, le barriere, le complicazioni, insomma, che nel corso dell'ultimo anno in particolare, insomma, sono state messe. No, diciamo appunto adesso l'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia mondiale. Se vuole possiamo anche un po' entrare in dettagli, ma insomma per dare anche degli ordini di grandezza. Le previsioni per il prossimo anno, per l'anno in corso 2026, quindi insomma per quest'anno sono dell'ordine del 3,3%, un numero che magari se può voler dire poco, però se lo vogliamo dimensionare, questo significa che nel 2026 l'economia mondiale è prevista aumentare in termini di capacità produttiva, quindi anche poi fatalmente di consumi e di investimenti,
dell'ordine di 4 trilioni di dollari, cioè significa poco meno, insomma, della dimensione dell'economia della Germania. Cioè cosa significa? Che nel corso del 2026 all'economia del mondo si aggiungerà comunque un'economia delle dimensioni della Germania. Quindi voglio dire, il mondo continua a crescere, lo fanno magari un po' meno alcune economie come quella europea e in particolare quella italiana, che insomma è tornata a svolgere un po' una funzione diciamo minore, ecco, nella crescita economica. Adesso anche qua, insomma, senza citare troppi numeri, ma insomma comunque siamo nuovamente scesi sotto l'1% e siamo gli ultimi, insomma, della fila delle grandi economie, però ci sono economie che continuano a crescere, intanto l'Asia, l'Africa, anche un fenomeno secondo me interessante al quale bisognerebbe forse guardare con un po' più di attenzione anche da parte dell'Europa. Poi se vuole che entriamo più nello specifico della questione di dazi anche di questa discussione, diciamo che continua a cambiare, perché il problema è anche un po' questo, insomma, continuare, diciamo, a cambiare le regole del commercio internazionale non fa bene all'economia, se posso dire non fa nemmeno bene all'economia americana, perché è evidente che anche le imprese americane si trovano, come dire, in difficoltà nel organizzare anche gli investimenti a medio termine, perché non sanno quanto, ad esempio, viene a costare non so, gli input, i beni intermedi, alcune, diciamo, anche materie prime che comunque gli Stati Uniti devono importare, no? E quindi anche per questo credo che in questa situazione di incertezza, per quanto sia difficile fare le previsioni, si può comunque dire che l'economia e anche gli scambi internazionali continuano a mantenere una certa resilienza. Ecco, se poi, insomma, si fermassero un po', diciamo, le carte in tavola, si riuscisse a ridefinire un po' di regole comuni, ma credo che forse, diciamo, questo non potrebbe che far del bene, insomma, un po' a tutti. Professor Corà, forse perché anche l'Europa deve ancora imparare a fare squadra? È questo il grande problema che abbiamo, perché noi ci lamentiamo, qui c'è anche il nostro Marco Cusin, che si occupa appunto di volontariato, di Proloco. Esatto. Ecco, nessuno fa squadra, e là è il grande problema che abbiamo. Si fa fatica a fare squadra, a mettersi assieme e capire che l'unione può fare la forza. Solo l'unione, da soli non si va da nessuna parte. E soprattutto questa Europa che fa fatica a decollare con i problemi che ci sono, perché ci sono all'interno dei paesi che non condividono magari le prese posizioni di altri. Ma dovrebbe essere il bene comune, il bene dell'Europa, o sbaglio, professor Corà? O abbiamo sbagliato a inserire determinati paesi all'interno dell'Europa? Sì, no, intanto prendendo consapevolezza che l'Unione Europea è una grande potenza economica, è la più importante dal punto di vista commerciale, perché è superiore di Stati Uniti e Cina se consideriamo i beni e anche i servizi che vengono commerciati. Ricordiamo che i servizi, sia quelli tradizionali come quelli turistici, ma anche in particolare, diciamo, quelli innovativi che, insomma, viaggiano nelle reti digitali, che sono sempre più, tra l'altro, anche servizi finanziari, servizi assicurativi, servizi tecnologici, ma anche, diciamo, i servizi media come quelli che stiamo un po' utilizzando attraverso appunto reti digitali che, insomma, vanno anche oltre i confini nazionali. Ebbene, in questo senso l'economia europea è la più grande, diciamo, almeno dal punto di vista commerciale, una grande economia, la più importante, insomma, dal punto di vista degli scambi, e quindi anche per questo è la più interessata a definire delle regole, perché le regole sono fondamentali per far funzionare il mercato, per dare prevedibilità, no, agli investimenti, alle azioni economiche. Quindi questo, diciamo, ecco, assumere di più questa consapevolezza e anche questo ruolo richiede tuttavia appunto un'unità di vedute. L'Unione Europea è già comunque un'unione doganale, per cui prima sentivo appunto il fatto che alcuni prodotti, no, vengano tassati, ad esempio lo champagne francese, non invece, no, lo spumante o il prosecco, no, italiano. Può sembrare, o qualcuno vorrebbe far capire che magari è un vantaggio per l'Italia, lo potrebbe essere, diciamo, nel brevissimo periodo, con alcuni problemi e alcune complicazioni, non da poco, perché se questo mettesse in discussione l'unione doganale, questo significa che magari per tenere il 10% del nostro mercato, che è negli Stati Uniti, rischieremo di perdere il 50 e più per cento del nostro mercato, che è nell'Unione Europea, no? Quindi, come dire, bisogna anche un po' stare attenti su queste, diciamo, facili, no, dichiarazioni un po' anche strumentali. No, io credo che invece appunto l'Europa sia un bene comune che vada
tutelato, ovviamente insomma, non va sempre diciamo, accolto in tutto e per tutto, anche a Bruxelles, voglio dire, delle riforme e dei cambiamenti sono assolutamente necessari. Però insomma, ecco, questa consapevolezza insomma, della forza dell'unione economica sempre più per forza di cose insomma, richiede anche una integrazione di natura politica. No, richiede appunto il fatto che si vada in direzioni che peraltro sono state ben tracciate da alcuni rapporti, non so, penso al rapporto Draghi o lo stesso rapporto Letta. Pensiamo in particolare, e credo questo è un tema per quanto complicato, delicato, ma i cui segnali sono evidenti anche nelle borse di questi giorni, cioè il fatto che l'Europa ha una grande capacità di risparmio e questo risparmio non viene interamente investito o comunque in genere impiegato all'interno dell'Europa per diciamo, le proprie infrastrutture, i propri sistemi tecnologici e di difesa. No? Ma questo risparmio tende, come dire, a migrare anche in altre economie, in particolare su quella americana. È stato stimato che insomma, ci sono circa 200 miliardi che ogni anno di risparmio europeo che va appunto negli Stati Uniti e va negli Stati Uniti ad acquisire ad esempio i bond della Federal Reserve, quindi a finanziare il debito pubblico americano, ma vanno anche ovviamente ad acquistare diciamo parte insomma, no, delle azioni delle big tech i cui valori stratosferici sono anche il risultato di questo comunque no, questo risparmio no, che esercita una domanda e quindi fa alzare anche i prezzi di questi valori. No? Così come certamente è lo stesso anche mantenere non so, dei conti correnti denominati in dollari. Ecco, i segnali di questi ultimi mesi sono che forse diciamo, ecco, questa ricerca appunto del mercato americano sta venendo meno e parte significativa, stiamo parlando, attenzione, di un ordine di grandezza veramente stratosferico, perché questi 200 miliardi che ogni anno da diversi anni insomma, no, affluiscono sul mercato finanziario americano hanno creato oggi un valore che è calcolabile sull'ordine di 18 trilioni di dollari, cioè l'intero PIL dell'Unione Europea, in termini di valore, è come dire depositato negli asset finanziari, principalmente qualcosa anche di reale, cioè c'è anche la parte immobiliare per capirci, oppure anche della produzione attraverso gli investimenti diretti esteri, è depositato negli Stati Uniti. Ecco, se solo una parte di questi asset ritornassero in Europa, ci darebbero, come dire, una forza, una capacità di investimento, di crescita tecnologica e, ripeto, anche nei sistemi di difesa davvero straordinarie, rilanciando, credo, una crescita in Europa che magari appunto dovrebbe essere di natura più qualitativa, ad esempio pensiamo a tutta la parte anche legata alla sostenibilità, che credo insomma, dovrebbe diventare uno insomma, oggi insomma, degli obiettivi principali anche di una politica economica e di nuova crescita europea. La ringrazio, noi speriamo, ecco, noi siamo speranzosi dopo aver sentito le sue parole, queste cifre che fanno veramente rabbrividire ma anche sperare. Ecco, l'importante è avere un'Europa unita, un'Europa che guardi i beni di tutta l'Europa, della comunità in generale, perché staremo bene tutti quanti sentendo quello che ha detto il professor Corò. Allora, sentiamo invece Marco Cusin, vediamo questa locandina per far capire che è tempo anche di staccare la spina, di essere liberi anche in quello che tu vorresti essere, che magari nascondi tutto l'anno. Finalmente a Carnevale riesco a essere libero. E soprattutto ecco il problema dei giovani, chi partecipa a queste tradizioni, sono la nostra storia, non c'è niente da fare, sono le nostre radici, rappresentano quello che è avvenuto nel nostro territorio italiano. Prego, Cusin. Allora, buongiorno a tutti intanto. Niente, è vero, mancano i giovani. Fortunatamente il Carnevale io mi sento di definirlo giovane ancora, però se non ci fossero quelli con più esperienza a portare avanti le tradizioni sarebbe un po' difficile, anche perché con tutte queste nuove normative, tutto quello che ci viene imposto è molto complicato, uno ci pensa su due volte prima di rimetterci magari. Anche per la responsabilità? Soprattutto per la responsabilità, perché uno va a rimetterci del proprio e questo non è proprio positivo e bello. Basta vedere, ad esempio, quello che è successo al Mulinetto della Croda col precedente, che sì,
è stato definito, ma quanti anni è andato avanti, cosa si è fatto. E come tutte le associazioni, come tutto ciò che viene fatto socialmente da noi, c'è sempre questo problema. Il carnevale fortunatamente gli diamo una botta di vita, ci divertiamo. Fortunatamente noi a San Stino abbiamo portato una ventata di gioventù, anche quei nuovi gruppi che ci sono creati, che vogliono divertirsi e far divertire, e quindi noi ci mettiamo a disposizione, perché è giusto che sia così, è giusto mantenere le tradizioni, è giusto che tutti facciano carnevale. Senta, così, lei è direttore artistico, Sì. Dove nasce l'idea, ecco, per far capire che con poco devi parlare di tutto quello che è successo nel territorio, lo spunto, gli spunti anche internazionali, perché si vede un po' di tutto. Esatto. Ecco, la creatività, perché qua viene fuori proprio la creatività dei carri. Sì, esatto, la creatività, e qua ognuno sente proprio, dico, un tema. Si fa proprio qualcosa che magari l'ha reso più sensibile su determinate situazioni. Allora sviluppa ciò in un carro mascherato, però lo sviluppa in maniera divertente, in maniera che tutti possano riuscire a divertirsi e a far festa, perché fondamentalmente il carnevale è festa, è coriandoli, è colore, è musica, Quest'anno è divertimento. che temi avete trattato? Quest'anno, allora, ogni singola compagine ha... Quanti carri sono intanto? 33. Pensate. 33 carri, che non è poco. Il nostro è un bel carnevale strutturato e varia dal cartone animato, dalla fiaba al tema politico, al tema dei soldi, al tema della crisi, alle soap opera addirittura, ai giochi. Abbiamo trattato di tutto, e ciò è bello perché uno non vede esclusivamente una cosa sola, singola, ma riesce a ripercorrere magari tutto l'anno con allegria e simpatia. E anche condivisione magari, ecco, certo. Specialmente. Quanto attira la politica e il politico su un carro così? Allora, c'è da dire che dalle nostre parti si cerca di evitare la politica, perché è sempre divisiva, perché è sempre così, però ci sta il Salvini di turno, il Trump. Il Trump, esatto, il Trump, sì, dai, c'era l'epoca dei Berlusconi, e quindi ci sta, però generalmente Bisogna andare con le pinze. bisogna andare con le pinze, perché non tutti sono... Non siamo più l'era di Andreotti che diceva No. Parla bene, parla male, l'importante è parlarne, non che si se ne arrabbiava parli, mai, era esatto. sempre ironico. Ecco, forse qualche politico dovrebbe rivedere, andare a scuola, ecco, scuola di politica, proprio di come il comportamento che teneva questo uomo nel momento che veramente lo deridevano, Esatto. anche ironicamente, questa satira molto pungente, però da persona super intelligente qual era, sapeva che accogliere benevolmente anche la satira faceva bene anche a lui, perciò capite, forse qualche politico non l'ha capito. Dico anche allo spirito, perché è il canzonarsi a volte aiuta a superare magari dei problemi, delle difficoltà che si stanno apprestando al momento, e le passa tranquillamente, giusto? Cos'è la cosa che la preoccupa di più così? Mi preoccupa di più tutte le varie normative che sono giunte quest'anno, sinceramente, perché noi noi facciamo carnevale, il carnevale si svolge esclusivamente su un determinato periodo che è molto breve, e noi su questo breve periodo siamo obbligati ad essere un'azienda vera e propria, con tutti gli oneri, tutte le tasse, tutto quello che ci va dietro, per tutto l'anno. Però noi fattivamente facciamo 1 o 2 giorni, tutto lì, cioè è complicato ciò. Per carità, il carnevale a me personalmente impegna tutto l'anno, perché sì. è una cosa che
sento, che ci tengo, che mi piace e che trasmetto agli altri questo. Però non è semplice, non è semplice perché siamo, dico, intrecciati, siamo trattenuti da tutte queste normative, da tutto ciò che ci frena. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il professor Corò di quello che dirò adesso. Questa manifestazione degli agricoltori a Bruxelles, ecco, non condividono, cercano anche loro di portare la nostra voce. Già abbiamo passato le pene dell'inferno con le quote latte, abbiamo visto aziende che sono chiuse, che non ce l'hanno fatta. Cosa è successo? Ecco, io non vorrei veramente che l'Europa si dimenticasse della storia che anche l'Europa in merito alle quote latte, cosa è successo? Questi agricoltori che protestano non riescono veramente più a capire se vale ancora la pena di lavorare, di continuare nell'attività o di mollare. Qui in Italia abbiamo delle regole, poi arriva dall'Europa di tutto e di più. Ecco, come vede lei la situazione, professor Corò, di questa manifestazione? Hanno ragione? Ecco, cosa ne pensano? Gli hanno spiegato bene com'è la storia? Perché qualcuno dice no, ma guardate che avrete dei benefici, altri politici dicono no, non è così, anche solita confusione naturalmente. Prego, professore. Allora, intanto diciamo che gli agricoltori sono, e l'agricoltura in generale, insomma, è un settore sicuramente importante dell'economia, diciamo importante, possiamo anche dirlo, non tanto dal punto di vista occupazionale, perché insomma, voglio dire, occupano intorno, insomma, il 3%, insomma, nelle economie avanzate, anche in Italia forse un po' meno. Anche dal punto di vista del contributo del valore aggiunto, insomma, siamo comunque a quote davvero marginali rispetto invece alla componente sia di industria che per fortuna, insomma, in Italia e in Europa continua a viaggiare attorno al 20%, ricordiamo che negli Stati Uniti l'industria è sotto l'8% dell'occupazione. Da noi, insomma, ancora diciamo, siamo su ordini di grandezza importanti e poi chiaramente il grande mondo, diciamo, anche piuttosto eterogeneo, insomma, dei servizi, no? Questo comunque, il fatto che l'agricoltura conti solo il 3% non significa che non sia importante, anche perché tra l'altro, diciamo, è parte fondamentale anche di altre filiere, anche industriali, ad esempio l'industria alimentare è importante. Pensiamo che la più grande multinazionale privata italiana è la Ferrero, quindi un'industria agroalimentare che quindi è, per così dire, alimentata anche ovviamente dalla produzione agricola, anche se vale per Ferrero, vale per Barilla, vale per molte altre, non so, pensiamo anche a imprese venete, Tortellini Rana, per capirci, o che ne so, magari la produzione, non so, delle confetture di Rigoni, di Asiago. Diciamo, le forniture non sono tutte italiane, anche se in gran parte sono europee, salvo poi, voglio dire, magari la presenza in particolare di Ferrero su alcuni mercati in cui deve produrre direttamente, vale anche per Rana, ad esempio, industria alimentare, insomma, importante, che per il mercato americano, a proposito, non paga i dazi nella misura in cui Rana produce direttamente negli Stati Uniti. Però anche questo, attenzione, non è, diciamo, deviare dalla domanda che mi ha fatto, in particolare poi anche sul Mercosur, no? C'è questa presenza di Rana, e qui interroghiamoci, c'è un'industria alimentare che quindi produce direttamente sul mercato di destinazione. Che tipo di vantaggio dà l'Italia? Cioè è solo una delocalizzazione che fa perdere lavoro, valore economico con le filiere appunto collegate, oppure invece genera un valore per l'Italia? In realtà lo genera, perché i profitti che sono generati negli Stati Uniti, in generale anche, diciamo, comunque, no, la remunerazione della componente più qualificata del prodotto, che è data ad esempio a tutta la parte di ricerca e di sviluppo, dalla innovazione, che è comunque parte del lavoro effettuato nella base domestica, peraltro di Rana a Verona, ma vale appunto anche per le altre aziende, insomma la Ferrero piuttosto che Barilla. In realtà le produzioni internazionali non fanno altro che dare risorse alla base domestica che è in Italia per svolgere buoni lavori ben remunerati, cosa che dobbiamo dire l'agricoltura, insomma, fa fino a un certo punto come tale. Attenzione, anche qua sappiamo che sono questioni delicate e per quanto, diciamo, appunto limitati in quantità, poi gli agricoltori sono comunque anche molto orgogliosi ovviamente del loro lavoro. Però insomma le cronache e le molte anche informazioni che abbiamo relativamente ai lavori che vengono svolti nell'agricoltura, tra l'altro con molti immigrati poco qualificati, spesso anche, non sempre, ma insomma
spesso comunque, almeno gli episodi che vengono documentati, anche impiegati in forme non propriamente regolari. Allora, questo per dire che cosa? Che, come dire, anche l'agricoltura ha bisogno un po' di modernizzarsi, no? Alcune, diciamo, collegarsi appunto anche alle attività di trasformazione agroalimentare, diciamo, con modalità, con filiere che sono anche più moderne. Ecco che quindi, qua veniamo alle proteste di questi giorni, di questi ultimi mesi in realtà, no, legati a questo accordo che io ritengo assolutamente fondamentale. Si parlava prima dell'importanza appunto degli accordi anche dell'Europa in una situazione di frammentazione, no, del commercio internazionale generato appunto dalle politiche commerciali americane. Ecco, la possibilità invece di costruire delle alleanze con nuovi mercati, come quello del Mercosur, che ricordiamo è dell'ordine di 300 milioni di abitanti, cioè equivalente agli Stati Uniti. Spieghiamo anche, professore, perché guardi, con questi nomi la gente a casa non riesce mica a capire, perché non l'ha mica spiegato nessuno bene cos'è il Mercosur. Lo spieghi, professore? No, il Mercosur è, diciamo, è una specie di, chiamiamola unione di alcuni paesi del Sud America, in particolare Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Nell'insieme siamo intorno appunto ai 300 milioni di abitanti, ovviamente, quindi dicevo, come dimensione della popolazione equivale a quella degli Stati Uniti, no? Quindi avere, come dire, con questo mercato un rapporto diretto, tra l'altro regolato, anche se con una riduzione delle tariffe agli scambi, quindi dei dazi. Ricordiamo che tra l'altro in particolare il Brasile aveva dei dazi molto alti per i prodotti manifatturieri, quelli italiani, soprattutto per altri prodotti finali, pensiamo tutto al sistema moda, il sistema casa, no? Un po' meno, ma comunque era significativo anche per quanto riguarda la meccanica, quindi parliamo di dazi molto alti. Se sono dazi alti è difficile arrivare su quel mercato. Ora, il fatto che si abbassino questi dazi significa aprire mercati importanti per l'economia anche italiana, europea in generale, direi italiana in particolare, ad esempio per quanto riguarda la moda, il mobile e la meccanica anche strumentale. Certo che questo significa però aprirsi anche in un'altra direzione, cioè la direzione delle importazioni. E siccome quando avvengono questi scambi, cosa succede? Che ogni paese tende a specializzarsi sulle cose che sa fare meglio, no? Noi economisti li chiamiamo vantaggi comparati, comunque diciamo appunto ciò che ognuno sa far meglio sulla base delle proprie caratteristiche. Allora, l'America Latina che cos'ha? Ha grande terra, no? Una grande estensione di terra, cosa che ad esempio mancano all'Europa e all'Italia in particolare. L'Italia non è un paese che ha molta superficie coltivabile, dovuta anche alla sua orografia in particolare, e al fatto che comunque è un paese denso anche, no? Quindi, allora, diciamo lì c'è molta terra, quindi c'è anche la possibilità di coltivarla questa terra e quindi diciamo di sviluppare soprattutto il settore dell'agricoltura oppure magari quello dei pascoli e degli allevamenti. Però professor Corò, mi scusi, faccio una parentesi, però l'azienda deve essere bene strutturata per riuscire a fare questo, deve essere un'azienda veramente forte e strutturata, sennò come fa uno? Ecco che l'unione farebbe la forza. No, ma quello che stavo dicendo è che quando quindi si aprono degli scambi, se ognuno si specializza su ciò che sa far meglio, è evidente che l'Europa, l'Italia sa far meglio la manifattura, per capirci, la manifattura di qualità, e quindi tenderà ad aumentare quella produzione per servire i nuovi mercati. Allo stesso tempo è chiaro che nel Mercosur sanno fare meglio i prodotti agricoli perché hanno a disposizione molta superficie, molta terra e anche molti lavoratori tra l'altro disponibili a lavorare, cosa che noi non abbiamo, tenendo conto che l'agricoltura in Italia è fatta, nel mercato del lavoro agricolo l'età media è molto elevata rispetto agli altri, quindi voglio dire c'è anche un problema proprio di carenza di terra e di lavoro che non c'è in America Latina. Questo significa importare. Importare significa chiaramente mettere in difficoltà i produttori europei. Però in questo, diciamo, ogni volta che c'è appunto questo scambio, come avviene con una innovazione che spiazza dei lavoratori, ad esempio una macchina che sostituisce un certo tipo di lavoro, oppure tanto per capirci l'iPad, no? Che spiazza magari gli edicolanti perché non andiamo più a comprare il giornale perché ce lo scarichiamo direttamente attraverso appunto un canale digitale. È chiaro che ci sono queste trasformazioni. L'innovazione genera dei cambiamenti, lo fa anche il commercio internazionale. Allora il problema è come riuscire a compensare coloro che perdono, favorendo comunque lo sviluppo economico complessivo, perché questo accordo è un accordo che genera comunque un vantaggio per l'Europa
e per i paesi dell'America Latina, i 4, in realtà anche altri paesi che poi saranno progressivamente coinvolti. Quindi il problema è come questo vantaggio complessivo viene anche redistribuito, no? Facendo in modo che anche gli agricoltori ottengano parte di compensazioni della riduzione di competitività che avranno, perché è chiaro che la carne, ad esempio argentina, costerà meno, però questo, attenzione, ogni tanto bisognerebbe anche pensare che ci sono i consumatori, non ci sono solo i produttori. Cioè in Europa ci sono appunto 450 milioni di consumatori e certo ci sono anche, come dire, alcuni milioni di agricoltori. Allora bisogna tener conto, diciamo, degli interessi di tutti. Ad esempio, come consumatori, io credo che siamo interessati a poter ottenere prodotti a prezzi più bassi, ovviamente valutando anche la qualità e quindi certamente tutti gli aspetti relativi agli standard, ad esempio anche di sicurezza, no, e di tutela della salute e dei consumatori, quindi tutti aspetti sui quali si può intervenire attraverso le informazioni che possono essere date. Oggi poi torneremo proprio su questo argomento, professor Corò, perché mi stimola molto a sentire anche lei cosa ne dice di quello che abbiamo sentito proprio su questa carne che arriva dall'estero, quello che è successo, c'è un silenzio terribile, non sappiamo più niente, ecco, di questo macello, ecco, che sta ancora funzionando, tutti stanno zitti perché c'è qualcosa sotto che non ci dicono, c'è un business pazzesco, ecco, e poi alla fine c'è anche un'economia che viene colpita e qua allora qualcuno dice fermi tutti che vediamo, però noi dovremmo avere anche la trasparenza, qui stiamo parlando di salute pubblica, capito io, economia, business, potere assoluto, ma pochi ci rimette la salute il popolo italiano perché i controlli, come sappiamo, qui in Italia col punto di domanda. Allora saluto, poi ritorneremo professore, perché è arrivato e voglio ringraziarlo anche il professor Mauro Varotto, geografo. Buongiorno professore, vediamo se... no, non c'è? È il professor Trivellato. Buongiorno professor Trivellato. Mi hanno messo un nome diverso che era collegato. Buongiorno professor Trivellato, come sta? Molto bene, grazie per l'invito, sono qui a vostra disposizione. Mi fa molto piacere professor Trivellato. Senta professore, ecco, quello che abbiamo sentito ci fa palpitare il cuore, perché non sapremo che fine faremo, se ci sarà la volontà di capire che questo popolo meraviglioso di creatori, perché siamo proprio dei creativi, pensiamo anche all'ultima scomparsa Valentino, ecco, la moda nel mondo, perché c'è questa creatività, però ho dovuto andare in Francia, perché qua in Italia non riusciva e siamo ancora messi così, dobbiamo sempre andare da un'altra parte per far capire che siamo veramente bravi e capaci. Allora professore, cosa ci dice? Com'è la situazione? Ecco, è contento che il professor Gerosa sia arrivato su una poltrona molto importante che è la sanità in regione e soprattutto la nuova tecnologia per far capire che anche a distanza potremo controllare questo cuore che a volte diventa pazzo veramente per tutto lo stress, per tutto quello che succede, per la cattiva alimentazione, per il poco movimento e chi ne ha più ne metta. Prego professor Trivellato. Certo, prima di tutto il professor Rosa che io conosco e stimo moltissimo, sono certo che la sanità del Veneto ha fatto un ottimo acquisto e auguro ogni bene perché sarà un'impresa. Per il professor Gerosa si cala in una nuova impresa molto impegnativa, ma sono certo che la porterà a termine. Per quanto riguarda tutto quello che può far battere il nostro cuore e il controllo del cuore, ricordiamoci che adesso c'è la telecardiologia, esiste la telemedicina, è una branca della medicina che è la telecardiologia, che ci permette il controllo a distanza dei pazienti, di certi pazienti selezionati che sono stati magari ricoverati in ospedale e poi dimessi a casa. Dimessi viene dato loro un particolare apparecchio che permette il controllo a distanza del loro cuore, del loro elettrocardiogramma, senza far sì che il paziente debba andare in ospedale, fare impegnative, fare i controlli, mettersi, trovare parcheggio, ossia togliendo veramente un enorme impegno per il paziente, soprattutto se è anziano.
La telecardiologia l'ho portata io in Italia, lo devo dire perché tempo passa, ma riguardando i miei appunti e le cose, nel 1974, quando sono tornato per la prima volta dopo un anno di training, di full immersion di cardiologia a Houston, nel Texas, presso il Texas Heart Institute, dove operava il famoso dottor Cooley. Molti di voi ricorderanno, dottor Cooley, dottor gli altri grossi nomi dei cardiochirurghi americani. Io ero e sono un cardiologo che prendevo in consegna il paziente assieme a molti altri prima di essere operato e dopo l'intervento. La telecardiologia, come dicevo, ci permette, abbiamo degli strumenti, io ho qui davanti due di questi strumenti che noi, ripeto, diamo a pazienti selezionati una volta ricoverati in ospedale, oppure non ricoverati, pazienti che io vedo, io non so, posso dire, penso di poter dire dove attualmente lavoro, posso dirlo? Sì, penso di sì. Certo. Allora chi tace consente. Io lavoro attualmente presso il Centro Medico Valentini a Padova. Ho un nuovissimo sito web che è trivellatocardio.it che mi ha impegnato molto, e chi vuol vedere vede proprio tutta la mia storia e quello che ho fatto. Allora io adesso parlo di quello che sto facendo attualmente, perché sono totalmente dedicato a pazienti esterni che su appuntamento vedo presso questo centro medico che ho appena detto. Pazienti selezionati possono considerare, per esempio, ecco, vedete questo piccolo apparecchio 20 grammi. Pensate che il primo che io portai in Italia era 20 kg, proprio il 20, ma si passa dai chili ai grammi. Questo qui basta darlo al paziente, si inumidisce con le labbra i 2 pollici, lo mette vicino al suo cellulare e trasmette un suo elettrocardiogramma da qualsiasi parte del mondo. Questo io lo do, sottolineo ancora, a pazienti selezionati. Quali sono? Quei pazienti mi dicono: dottore, io ho delle aritmie, sono andato più una volta a pronto soccorso e lì non documento niente. Sì, perché sono le cosiddette parossistiche, quelle aritmie parossistiche che vanno sono molto rapide, spaventano il paziente, e il paziente sente il cuore in gola, oppure il cuore che perde assolutamente i battiti. Normalmente noi il cuore non lo sentiamo battere, ma con questo perché si chiama on demand, perché proprio al bisogno, io do al paziente, mi arriva come un'email, esattamente il tempo anche di latenza è quello di un'email, e vedo il tracciato del paziente. Professore, vedevo che Cousin diceva di sì, ecco, Cousin è un buon mangiatore, è quello che si vede. Il cuore di Cousin com'è, Cousin? È perfetto attualmente, purtroppo per il professore Così sta bene, sì, così sta bene. Sentiamo anche il professor Corolli, il suo cuore com'è? Ma io spero che stia bene. Credo che stia bene. Allora adesso a questo punto andiamo in pubblicità. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi preziosi ospiti. Volevo fare una domanda al professor Trivellato, se possibile. Prego. Allora, professore, lei sta ci sta facendo conoscere delle cose ottimali, non buone, ma addirittura penso ottimali. Però dica anche i costi, perché dica che è tutto a pagamento, e qui una pensione non basta assolutamente per poterci permettere questo lusso. Poi oltretutto per le sue apparecchiature come le altre ci vogliono uno smartphone e mail, cioè non è una cosa che hanno tutti e sanno adoperare. E poi un'altra cosa, benissimo che ti possa essere individuato il tipo di aritmia e con quale gravità, però dopodiché appunto la cura, antiaritmici, anti qui, anti lì, eccetera eccetera. Ma visto che quando il cuore è
sano praticamente ed è coinvolta la parte elettrica, perché non si deve fare un passo in avanti e studiare la persona con un neurologo per capire i motivi, perché credo che la medicina sia ormai a un bivio che non può più restare a questo punto, sempre nel sopprimere i sintomi, ma le famose diagnosi, capire perché, intanto per la prevenzione e poi perché effettivamente possa essere una cura e non solo sopprimere i vari sintomi con i farmaci. Unitevi, perché questa super mega specializzazione anche per il cuore, lei giustamente ha detto sono un cardiologo e non un cardiochirurgo, allora quando uno ha problemi da quale non è possibile che debba andare da 2 o 3 cardiologi, perché innanzitutto non si sa se uno è per l'aritmia, l'altro per le coronarie, eccetera eccetera. Unitevi di più, perché così credo che si possa raggiungere un traguardo migliore per tutti. Grazie infinite e buona giornata. Grazie a te Paola, prego professor Trivellato. Grazie per l'interessante considerazione e domanda. Io sono specialista anche in medicina interna, che sono 5 anni, oltre i 4 anni della cardiologia. Attualmente io ho visto, è vero, solo su appuntamento al Centro Medico Valentini, e dopo essermi dedicato poi una vita a tempo pieno, non parziale, in ospedale, e quindi lì ho dato, penso, di tutto e di più per i pazienti, perché penso che uno, se fa il medico, deve essere qualcosa che lo sente di fare e dare. E certamente, perché ho detto specialista anche in medicina interna, certamente io attualmente finalmente posso prendere quella mezz'ora, 3/4 d'ora per visita per ogni paziente, e indago non solo il cuore ma anche per esempio la tiroide. La tiroide, soprattutto nel sesso femminile, può essere quella la causa, quando è ipofunzionante, di una bradicardia, un cuore rallentato, addirittura di battiti, di episodi di blocco atrioventricolare, oppure se è iperfunzionante da degli episodi ripetuti di tachicardia. Ecco, questo l'ho portato questo esempio. Come quando trovo il fegato, perché diceva se posso fare la vista, diciamo total body, non solo il cuore, vado a palpare l'ipocondrio destro, il fegato, lo sento ingrossato. Dove sono attualmente? Ho a portata di mano anche il collega già direttore della clinica medica, che è particolarmente addentro nel campo dell'epatopatia, ossia delle malattie del fegato. Vado a parlarci, dico guarda che ho questo paziente, se puoi vederlo anche tu. Cioè io cerco sempre l'unione fa la forza. A proposito del fegato, ricordatevi che al giorno d'oggi esiste un esame utilissimo tipo ECHO che si chiama FibroScan, che permette proprio di indagare a fondo la struttura del Professor fegato. Trivellato, grazie, ma soprattutto mi fa piacere averla ospite importante questa mattina. Abbiamo sentito del decesso di questa ragazza ieri sera qui vicino a Treviso mentre faceva sport, Pilates. Ecco, purtroppo non ce l'ha fatta, è morta. Tanti ragazzi che muoiono. Professore, si potrebbe forse fare degli ulteriori esami più specifici, ecco, nel momento che tu inizi a fare qualche disciplina sportiva, perché queste morti giovanissime, stava benissimo, ma è mai possibile. Però mi risponderà dopo Sandra da Padova. Vai cara Sandra, prego. Ciao Mirella e buongiorno. Non ti ho più sentito, avevo paura per tuo marito, come sta? Mio marito è stato operato, adesso sta facendo le medicazioni, al 30 gli danno il risultato della biopsia. Ecco, io sono raffreddata, influenzata, però va bene. Io sono contenta di sentire il professore Trivellato, perché io abito a 300 metri da Valentini, ormai sono di casa da 60 anni, perché gli amici più giovani, quelli che dopo sono laureati, sono passati tutti di lì, quando una volta era in un'altra sede, adesso hanno degli studi veramente, poi anche chi non ha il reddito alto usufruisce di certi servizi. Mirella, professore, io la ringrazio, perché io prima ero col professor Canciani, perché mi hanno assegnato quello all'epoca. Io dopo il terzo Covid
ho cominciato ad avere delle aritmie notturne e allora ho fatto tutti gli esami, pensavo di avere mal di cuore non ce l'ho, però sono andata persino al centro trapianti di cuore, cioè ho fatto un giro enorme e ho detto ma ho il cuore difettoso. No, si vede che io non me ne sono mai accorta, di notte ho delle piccole tachicardie, mi hanno dato dei farmaci, mi misuro la pressione, insomma mi curo, ecco. Io adesso sono influenzata, però fra un mese, 2, fisserò un appuntamento magari da lei per fare una visita di controllo, perché io ogni 6 mesi faccio una visita di controllo e devo dire che mi trovo bene. Il personale dei Valentini è, guardi, eccezionale, dalla telefonista al professore, all'infermiere. Ho avuto bisogno per la schiena, cioè mio marito stamattina era lì a fare delle medicazioni e devo dire che è un centro no super di più. Io faccio i complimenti anche a tutti, anche al signore del carnevale, perché il carnevale è la gioia dei grandi e dei bambini. Io quando ero in parrocchia al Duomo, io mi ricordo, ho fatto anch'io ragazzina sopra il carro, mi hanno messo là a fare il sole e per me è una cosa nuova. Dunque io credo che certe tradizioni dovrebbero andare avanti. Complimenti a tutti, professore, ci vedremo presto e tanti auguri di tutto. Grazie. Grazie cara Sandra, io direi di fare i complimenti anche al pubblico, al personale che lavora nel pubblico, a questi infermieri veramente, a questi medici che prima di andare a bere un caffè veramente devono pensarci e anche se ci pensano non riescono neppure ad andarlo andate a vedere stamattina cosa ci sono in certi reparti che stanno visitando, che stanno operando. Guardate, veramente dobbiamo dire un grazie di cuore anche a tutto il personale pubblico, perché come diceva anche il professor Trivellato che ha lavorato tanti anni, ecco, bisogna dire, ricordarci anche di queste realtà che abbiamo veramente e sono veramente poche. Qualcuno dovrà veramente cercare anche di capire cosa si può fare. Allora sentiamo, professor Corà, ma il tempo è finito, come ci saluta? Cosa vuole dire? Anche la sanità potrebbe rientrare in un ambito veramente economico a livello europeo, perché i fondi del PNRR che sono stati destinati anche alla sanità, ecco, sono stati deviati, anche erano al terzo settore, poi è stato deviato tutto, qui non si riesce a capire più niente. Ecco, come vede il futuro questa Giorgia Meloni che veramente si dà molto da fare, sta cercando anche lei nuovi mercati, non è facile, poi quando arriva in Italia qua purtroppo trova quello che trova, però bisogna dire che sta cercando anche di darsi da fare. Mi sembra che l'accoglienza che ha, perché lo vediamo, ecco, sia del massimo rispetto. Prego professor Corò. Sì, no, io tra l'altro mi aggancerei appunto anche agli altri 2 ospiti della trasmissione, perché sono rappresentativi di 2 mondi importanti, no? In realtà anche dell'economia, se vogliamo, con diciamo l'economia dialoga molto, ad esempio, sia col fronte della medicina ma anche della cultura, no? Sono 2, diciamo, importanti settori che generano benessere fisico, benessere psichico, no? Come la parte del carnevale non sottovaluterei, cioè anche, tra l'altro, anche questo credo che anche forse il dottor Trivellato sappia di queste ricerche che documentano come in particolare da parte degli anziani, ma in generale la popolazione che, diciamo, consuma più cultura ha meno poi bisogno di assistenza medica, diciamo si ammala meno, come in generale avviene tra chi studia poi, no? Quindi l'attività culturale, l'istruzione, sono comunque attività che riducono, no, i problemi della salute, quindi anche i costi della salute, lasciando quindi al sistema sanitario concentrarsi su chi effettivamente ha problemi seri e più gravi, no? E in questo senso, tra l'altro, quello che abbiamo anche visto, mi pare interessante quanto presentava appunto il professor Trivellato, cioè questo collegamento tratto con la tecnologia, no? Oggi la medicina è comunque molto molto tecnologica, addirittura si ipotizzava appunto questa possibilità di avere diagnosi a distanza. Ecco, credo sono tutti temi che in parte anche il PNRR ha cercato di affrontare,
Ovviamente non basta certo, diciamo, un programma straordinario per rendere poi ordinarie, no, alcune pratiche anche mediche come queste, ad esempio, di poter a distanza anche, no, poter utilizzare appunto queste tecnologie e quindi generare dei servizi anche in aree magari appunto lontane dai grandi centri, cosa che ad esempio per quanto riguarda l'Italia e il Veneto in particolare è un tema credo importante. Quindi era per dire che, come dire, ci sono, come dire, elementi importanti anche appunto in una trasmissione come questa che mettono in evidenza come in realtà poi l'economia, lo sviluppo, il benessere è generato anche da questi settori, non solo da quelli di cui magari si parla, abbiamo detto l'agricoltura, la manifattura, ma la tecnologia e in generale le condizioni di benessere come dire, riguardano poi anche settori come questi, per i quali, qua chiudo, secondo me certo il tema dell'Europa, il tema appunto anche delle politiche economiche, però ecco attenzione, oggi le tensioni internazionali tendono ad assorbire molte risorse che potrebbero invece essere dedicate alla salute e alla cultura, perché ad esempio il fatto di dover alzare l'incidenza delle spese militari per far fronte a queste tensioni internazionali fino al 3,5, addirittura si ipotizza il 5% per un paese come l'Italia, significa di fatto più che raddoppiare l'attuale appunto investimento, anzi decisamente più che raddoppiare, quindi stiamo parlando di decine di miliardi che dovrebbero essere quindi portate nella difesa invece che essere investiti e spesi appunto per invece settori che generano benessere. Ecco, dobbiamo considerare. Senta, professore Corò, devo correre perché siamo in chiusura, ma devo farle questa domanda. Forse un esercito europeo non sarebbe mica male, però, invece che ognuno si faccia il proprio esercito. Pensare a un esercito europeo, di una comunità europea che si difende tutta assieme? Beh, questo era un progetto che peraltro già negli anni 50 era stato appunto avanzato, al quale peraltro De Gasperi aveva puntato molto, allora sono stati i francesi a fermarlo. In realtà oggi dire l'esercito europeo è facile da dire, difficilissimo da fare, però cominciare intanto a organizzare un'industria della difesa europea sempre più integrata, visto che, e tra l'altro se vale per la medicina, figuriamoci per la difesa, quanto la tecnologia sia importante, no? Quindi rafforzare una capacità autonoma anche di sviluppo tecnologico, parte del quale possa sicuramente anche andare in direzione appunto della difesa, della sicurezza, ma insomma uno sviluppo tecnologico europeo che vada poi a vantaggio anche di settori che generano benessere, sicuramente la salute. Su questo credo che peraltro l'Europa abbia grandi vantaggi, perché pensiamo all'industria, non so, tanto farmaceutica, che è molto importante, visto che è una delle principali voci di esportazione tanto dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti, quindi insomma anche questo, come dire, testimonia secondo me a favore di una capacità che abbiamo in Europa su alcuni settori che devono essere tutelati e in questo senso anche credo valorizzati. Grazie veramente, grazie professor Giancarlo Corò, docente in economia. Abbiamo parlato di tante cose, anche questa mattina qualche pillole di informazioni importante l'avete presa, perché è importante anche capire, perciò la ringrazio veramente professor Corò. Sentiamo il professor Trivellato. Professor Trivellato, lei cosa vuole dire? Vuole rimanere ancora con noi visto che era nella seconda parte e non siamo riusciti a collegare, o se ne deve andare? No, sono qui a completa disposizione. Ecco, allora rimanga con noi, grazie, rimane con noi anche Marco Cusin, perché parleremo ancora di carnevale, perché è importante anche riuscire a staccare la spina, ma capire anche quanti problemi ci sono per questi organizzatori. Veramente io non so se la politica riesce a capire che non può sempre fare un minestrone, ma dividere le cose. Esatto. Ecco, perché veramente stiamo passando un momento per noi, ve lo posso assicurare, per il mondo delle associazioni molto molto difficile. Pubblicità. Siamo con Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Mi fa piacere perché è rimasto con noi anche Marco Cusin, direttore artistico di questo carnevale sanstinese, perché vogliamo capire anche che ruolo possono avere anche i sindaci in futuro per portare avanti le istanze di questi presidenti, di questi coordinatori, di questi meravigliosi carnevali, ma del mondo dell'associazionismo. Non può essere che deve esistere solo il re, la regina e i principini, perché l'associazionismo
meccanismo è stato fatto dai piccoli, dai volontari diversamente giovani che continuano, e sono quelli più segati, quelli che devono andare a fare lo stage di sicurezza. Ma cosa sia sta roba? Ma cosa sia sta roba, sindaco? Ma chi sei che... Beh, non posso dirvi dietro le quinte cosa abbiamo detto, però parlo da Mirella, siccome hanno fatto un grande minestrone, forse qualche commercialista ha scritto sta roba, non si sa ben chi, perché non è possibile che il mondo del volontariato debba pagare per fare il volontario, pieno di intoppi burocratici che non ne veniamo fuori, dobbiamo girare col commercio. Ma sindaco, dovete farvi ascoltare, perché sono quelli che vi aiutano, sono quelli che tengono in piedi il mondo degli amministratori, questa è la verità. Se non ci fosse il volontariato per voi andrebbe male di più, che è quello che vi regge ed è quello meno ascoltato, a parte qualche raro caso che sembra che ci siano in Italia solo 3 associazioni, tutto il resto è fuffa. Le 3 però sono importantissime, la politica si muove solo da loro, dagli altri e chi sono? Sono quelli invece che hanno fatto grande il nostro paese come volontariato. Prego sindaco. Sì, guardi che c'è anche il professor Trivellato, se ne batte il cuore, abbiamo in diretta anche uno strumento grazie, spero non serva, però grazie, che la può tranquillizzare. Prego sindaco. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno appunto anche agli altri ospiti. Diciamo che nelle riflessioni che facevamo fuori di telecamera emergeva il fatto che è vero, per le nostre comunità, soprattutto le comunità medio-piccole, è dirimente il fatto che ci sia una vita associativa, perché sono le associazioni che arrivano laddove lo Stato non arriva, laddove il comune non arriva. Io, se dovessi, con una bacchetta magica, se dovessero togliere le associazioni da zero branco, noi rischieremmo di non dare più dei servizi che sono servizi essenziali. Ne cito uno, che è forse quello più semplice che mi viene in mente adesso così di primo acchito. I pasti che vengono consegnati alle persone anziane da sole, alle persone che hanno delle difficoltà, li vengono consegnati dalle associazioni. Il trasporto delle persone anziane che vengono portate negli ospedali per fare le visite quando non hanno nessuno che li può trasportare, viene fatto dalle associazioni. E quindi anche senza arrivare alle associazioni sportive che diciamo sempre i ragazzi piuttosto che siano in strada hanno bisogno di fare attività, di fare sport, dentro nelle associazioni. Se noi invece che agevolare la nascita di nuove associazioni, invece che incentivare la presenza di volontari, iniziamo a mettere degli aggravi di responsabilità, così come è stata con la riforma del terzo settore. La riforma del terzo settore, apro e chiudo parentesi, che può andare bene per alcune associazioni che hanno volumi, mi viene da dire, scusatemi se uso un termine sbagliato, ma a me viene da dire proprio volume d'affari superiore ai 200-300 mila euro, forse in quel caso lì la riforma del terzo settore è la benvenuta, perché c'era la necessità anche di mettere un po' d'ordine, perché ci sono associazioni che invece che essere vere e proprie associazioni diventano quasi delle macchine da business. Diverso invece per tutte le altre associazioni, vere associazioni di volontariato, dove in sostanza le persone già dedicano il loro tempo, già cercano di mettere a disposizione le loro competenze per aiutare gli altri in maniera solitamente gratuita, anzi mi viene da dire rimettendoci economicamente, e quindi il fatto di aver creato questi ulteriori aggravi diventa un problema. Gliene accennavo prima, io ho avuto le associazioni che in questi ultimi mesi sono venuti da me a dire o ci raddoppi il contributo altrimenti noi chiudiamo, perché i costi che ci sta imponendo la riforma del terzo settore non ci consente di andare avanti. Finisco velocemente, io sono stato con altri amministratori e organizzatori della Camera di Commercio in Terra Santa, e uno dei momenti di incontro che abbiamo avuto siamo stati ospiti a pranzo da un'associazione di donne palestinesi. Queste donne si occupano con un'associazione di sole volontarie gratuitamente, nessuna di loro prende un centesimo, di portare i pasti alle persone in difficoltà, fare da babysitting per le mamme che hanno la fortuna di avere un lavoro, per le poche mamme che fanno un lavoro, funzionano da prima accoglienza psicologica e psichiatrica per le donne che sono in difficoltà, funzionano da primo soccorso per le donne che magari si trovano ad essere da sole con i figli e aiutano le persone anziane del quartiere. Noi forse dovremmo prendere spunto da queste realtà più che fissarci a dover definire delle regole, dei regolamenti che diventano un disincentivo alla vita associativa, dimenticandoci che la vita associativa, con cui anche i nostri politici primari si riempiono la bocca ogni volta
che prendono un microfono in mano, forse stiamo dicendo una cosa ma stiamo facendo esattamente il contrario. Però sindaco, è anche vero che parole e buoni propositi sono anni che li sentiamo, è che manca l'agire invece per cercare di eliminare e rafforzare. Io ad esempio non capisco perché se deve sempre nascere un'associazione nuova, come dice lei, invece di aggregarsi a quello che c'è già, magari che è già un po' strutturato, ma politicamente tu puoi fare quello che vuoi, se poi è vicino anche alla politica di turno hai la possibilità di andare avanti, e soprattutto a livello regionale. Io penso che a livello regionale il nuovo presidente Stefano, col quale spero di parlare prossimamente, deve fare chiarezza. Non è possibile che tutti facciamo tutto e alla fine troviamo l'anziano morto in casa perché non sappiamo chi è, cosa fa, come aiutarlo, non riusciamo ad adoperare questi strumenti per arrivare anche al professor Trivellato, perché la telemedicina è bella ma bisogna saperla adoperare. Noi abbiamo una popolazione, professor Trivellato, diversamente giovane. Io al sabato dalle 11 a mezzogiorno ho iniziato a fare lezioni di sicurezza per non essere truffati, per cercare di capire che non devi schiacciare il cellulare nella maniera sbagliata perché sei impegolato e ti portano via tutto perché non lo sanno usare. Un informatico che fa questo, perché bisogna agire. Io di parole, sindaco, sono veramente stanca, avrei piacere invece che la politica agisse, che capisse cosa c'è da fare per far capire che ognuno deve fare il suo, e se non sei in grado lo devi dire e devi aggregarti, fare squadra con altri. Professor Trivellato, la mia domanda era di questa ragazza che è morta: cosa si potrebbe fare per cercare anche di non vedere questi giovani atleti o ragazzini che giocano il calcio o qualche altro sport stesi sul campo? Cosa si potrebbe fare? Pure la tecnologia è avanzatissima. Prego. Allora, assolutamente. Allora, per chi fa visita fa attività non agonistica, visita cardiologica ed elettrocardiogramma, assolutamente. Invece chi fa attività agonistica, visita cardiologica, elettrocardiogramma di base ed elettrocardiogramma sotto sforzo, associato possibilmente anche a ecocardiografia. Se noi abbiamo in mente questi due tipi di indagine per due tipi di atleti, chi fa sport, chi per piacere, chi invece agonismo, riusciamo sicuramente a avere degli ottimi risultati, ossia a impedire quasi sempre queste morti improvvise. Un elettrocardiogramma accuratamente interpretato ci dà delle notizie incredibili, sottolineo interpretato in maniera accurata. L'elettrocardiogramma di base come minimo è essenziale. Quando ci sono dei dubbi poi va anche per gli adolescenti o giovani che non fanno agonismo, va implementato con l'ecocardio e con l'ECG a prova da sforzo. Questo è il mio suggerimento. Per questo si dovrebbe anche investire, professor Trivellato, è tutto là il grande problema, è un investimento importante perché stiamo parlando dei nostri ragazzi, già ne abbiamo pochi, se non cerchiamo di curare bene anche quelli. Sentiamo anche cosa dice Marco Cusin, questo direttore artistico di questo Carnevale Sanstinese. Rivediamo la locandina che fa piacere, così facciamo l'utile al faceto. Vediamo la locandina. Cosa vorrebbe chiedere al sindaco Durighetto, lui che veramente questo sindaco di esperienze per quanto riguarda feste, sagre, mercati, di tutto e di più, è un simbolo, perché Giallobranco, festa del peperone, chi non la conosce. Cosa vorrebbe chiedere come coordinatore, perché veramente è un momento difficile per tutti noi. È veramente un momento difficile fare associazionismo e fare una festa specialmente, riuscire a tagliare i costi principalmente di sicurezza, di security, di tutto quello che ci va dietro a una festa, aiutati principalmente dai comuni, da loro, perché parlo personalmente, noi investire 10.000 euro in questo, 10, io seguo anche altre realtà dove si spende di più, però
Sì, questi costi qua sono sottratti all'effettivo valore che si può dare a una manifestazione. Parlo per noi abbiamo vari gruppi che provengono da tutto il Triveneto, perché noi abbiamo 33 gruppi che verranno a sfilare al nostro carnevale e sono da tutto il Triveneto, ma sono tutti gruppi che hanno nel sociale la loro forza, che loro quello che prendono, perché noi ovviamente diamo un contributo per chi partecipa, ma quello che incassano lo immettono nel loro territorio, aiutano le località, tutto quello che serve. Quindi togliere a noi significa togliere a tutti. Sono d'accordo. Sindaco? Sì, a riguardo concordo con quello che è appena stato detto, perché effettivamente i costi accessori che vengono aggiunti a queste manifestazioni in sostanza diventano come delle gabelle, delle tasse che poi vanno a finire non si sa dove, mentre invece vengono tolti dalle iniziative per il territorio. Io in piccolissimo, e noi abbiamo fatto una riflessione simile a quella che faceva lei adesso, e qualche anno fa ci siamo attrezzati con noi abbiamo una dirigente, la nostra dirigente è in grado di predisporre i piani di sicurezza per tutte le manifestazioni che facciamo, proprio per cercare di limitare, di togliere anche quell'incombenza, perché effettivamente ci siamo accorti che tutte queste, nell'organizzazione di una manifestazione dove già tu fai fatica, parlavi prima della sagra del peperone, cioè una manifestazione dove hai migliaia di persone ogni sera e quindi devi avere il numero di volontari sufficienti per far funzionare la struttura, per dare il servizio e tutto. Se poi a questo devi iniziare ad aggiungerci la necessità di trovare un professionista per il piano di sicurezza, trovare la squadra antincendio, trovare la squadra di emergenza nel caso in cui ci sia qualcuno che non si sente bene, eccetera, eccetera, lì si arriva veramente a dei costi e a un'organizzazione oscena. Noi nel nostro piccolo abbiamo iniziato a dire ok, i piani di sicurezza ve li seguiamo noi direttamente con un ufficio interno del comune. Nelle manifestazioni, per la maggior parte delle manifestazioni, l'ambulanza, il costo dell'ambulanza viene coperto da un contributo comunale. Sono tutte piccole, diciamo così, iniziative che noi cerchiamo di mettere a disposizione. La polizia locale nostra, nonostante la normativa su questo inizia a essere anche lì molto stringente, però noi cerchiamo il più possibile di utilizzarla per dare serenità e tranquillità a tutti. C'è una serie di collaborazioni, ci sono una serie di collaborazioni anche con altre associazioni per cercare di trovare un po' una quadra per ridurre il più possibile i costi accessori, perché altrimenti ad oggi organizzare una manifestazione ha dei costi che rischiano di essere quasi 2 volte quelli che avevi 10 anni fa. Allora andiamo a vedere anche questo assalto, andiamo a vedere a Zancan, questo uomo che ne ha passato di tutti i colori. Ecco, andiamo a vedere, poi farò una domanda al sindaco. Dovrebbe partire. Abbiamo col terrore e la rabbia, perché la mia famiglia è spaventata a morte. Rabbia e terrore, quanto prova l'orafo vicentino Robertino Zancan raccontando l'ennesimo tentato assalto subito che risale ad una sera di novembre, quando dei banditi si sono introdotti nella sua abitazione. È scattato l'antifurto perimetrale, così ha raccontato l'imprenditore, controllando le telecamere che hanno ripreso la scena. Dall'ingresso in giardino al tentativo di forzare una porta sul retro, si è accorto della loro presenza. Io mi sono reso conto che c'erano questi 3 individui incappucciati all'interno delle mie proprietà. Era evidente che stavano cercando un punto per dove irrompere e entrare in abitazione, perché quello era l'atteggiamento che avevano. Così l'imprenditore ha deciso di reagire sparando e mettendoli in fuga. Zancan aveva già subito nel 2015 l'assalto alla sua gioielleria a Ponte di Nanto da una banda di rapinatori, uno dei quali fu ucciso dal benzinaio adiacente per difendersi dai colpi d'arma da fuoco. E l'ultimo episodio, in ordine di tempo, dei 7 tra furti e rapine tentate e subite, risale ad aprile scorso, quando un gruppo di banditi aveva tentato il colpo nella sua azienda Orafa di Nanto. Allora, la domanda che faccio al sindaco Durighetto, che ha detto che ha già il cuore che batte, ma tanto che avevamo il professor Trivellato, è che ho sentito che da Treviso partiranno dei vigili per Cortina. 10-12 vigili li manderemo a Cortina. Ma scusate, no, io faccio una riflessione, la faccio a voce alta perché mi sento in dovere di farla.
Ma con tutti sti furti che abbiamo, ste persone esasperate, le forze dell'ordine che conosciamo in pochi, non ce la facciamo. Poi sentiamo che tutti vanno a Cortina dove c'è il Bengodi, spendete, lustrini, fuochi. Cioè noi qua, noi mandiamo i vigili a Cortina e qua sono tutti disperati perché non sanno più se uscire di casa, ma non sanno neanche se rimanere a casa perché ti arrivano tutte le ore. C'è qualcosa che non torna. Ma volete capire che dovete svegliarvi e dire quello che pensate? Ma come? Le forze dell'ordine a Cortina, per carità, non dico che le Olimpiadi non siano importanti, ma anche la mia vita e la nostra sicurezza è importante. E nei paesi non mi sembra che ci siano tutti questi vigili. No, sindaco, mi dica lei se sbaglio o come lei alla Letta, perché non solo da Treviso partiranno anche da... Il sindaco di Dio rida perché sa che a Mirella va, cioè quello che penso, quello che sento in giro. No, rido perché effettivamente il modo è anche simpatico, però il tema è reale purtroppo, e sentire esperienze e episodi come quelli del signor Zancan fanno rabbrividire, nel senso che credo che ognuno di noi quando nasce ha un obiettivo: vivere la propria vita, punto. Tranquillamente, si spera. Esatto. E quindi tutte queste situazioni, che tra l'altro nel caso specifico sono reiterate, quindi diventano ancora più un aggravante, nel senso che creano non solo insicurezza, ma come diceva giustamente rabbia. Rabbia perché uno dice: pago le tasse, lavoro, faccio le mie cose, chiedo almeno che lo Stato mi permette di vivere tranquillo. Almeno quando torno a casa e dentro in casa. E invece il Veneto è la seconda regione d'Italia col maggior gap tra il numero di forze dell'ordine teoriche e quelle reali. Quindi in sostanza nelle altre regioni ci sono più, in proporzione in base al numero di abitanti, ci sono più carabinieri, polizia stradale, eccetera, eccetera, rispetto al Veneto. Quindi noi che in qualche modo le tasse le paghiamo, ne paghiamo anche tantine, avremo diritto ad avere un livello di sicurezza di un certo tipo. Dopodiché purtroppo qua siamo un po' lasciati allo sbando e quindi ognuno si organizza come può. Noi per fortuna qualche anno fa abbiamo messo in piedi un sistema che si chiama Adotta una telecamera, dove i cittadini delle vie comprano le telecamere, le danno al comune, noi le installiamo, e con queste i nostri carabinieri, soprattutto coadiuvati dalla polizia locale, riescono a intervenire e a bloccare tutta una serie di tentativi, o quando succede l'episodio noi siamo in grado almeno di risalire a chi è stato e a dare tutti gli strumenti perché poi le stazioni carabinieri o i comandi carabinieri provinciali intervengano. Per fortuna negli ultimi anni i risultati del nostro impegno, del nostro sforzo sono stati raggiunti. Il tema però di fondo è che al di là della polizia locale, e capisco ed è giusto il ragionamento che faceva Mirella adesso, però c'è la necessità di avere alcune situazioni che devono filare lisce così come noi ce le aspettiamo. E a cosa mi riferisco? Mi riferisco che quando che questi viene ciapai. Adesso sembra i soliti discorsi da bar, però quello è il tema. Se io commetto un reato e vengo preso, io devo pagare per quel reato. Indipendentemente dall'età che ho. Ma dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dal colore dei capelli. Chi sbaglia paga. E invece in Italia chi sbaglia viene anche a premiare, specialmente in politica. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, ciao, ti disturbo un minuto. Vai tranquillo. Buongiorno agli ospiti. È questo che ha detto, le ultime parole che ha detto il signore lì adesso, ma li prendo italiani o stranieri e la mattina dopo sono fuori, uno di 40 anni violenta una bambina di 10 anni qua a Brescia, avete sentito, no? E poi quei 46 che erano stati mandati in Albania, che invece i giudici li hanno fatti tornare, tutti hanno 5, 7, 8 denunce alle spalle di violenza, e poi vediamo già 5-6 denunce, alla fine uccidono magari una persona e i giudici non sanno di pagare niente. Io ho 80 anni a ottobre, mi ricordo bene, nell'87 abbiamo votato la responsabilità dei giudici, no? È cambiato niente, fanno tutto quel che vogliono.
Vi saluto, buongiorno, grazie Mirella, ciao. Ciao, sì, ma più che i giudici dovete anche capire che c'è un Parlamento che ha approvato le leggi, loro applicano le leggi che hanno, possono essere interpretazioni come volete, ma loro applicano le leggi. Voi ve la prendete sempre con quelli che... Ma vi rendete conto che è il Parlamento che legifera e che loro si trovano le leggi che... Ma è colpa dei giudici? No, è colpa del Parlamento che ha legiferato male, che le leggi devono essere cambiate, che sono obsolete, che sono troppe, è veramente una confusione pazzesca. Cosa dice il sindaco? No, ma ha centrato il punto, nel senso che l'applicazione della norma ti attiene a quello che la norma prevede. Se dopo, siccome c'è sempre il tema, ma le carceri sono strapiene, e quindi invece di pensare a dire ok, realizziamo delle strutture che possono accogliere anche le altre persone che meritano il carcere, li lasciamo fuori perché costa troppo fare carceri nuovi. Poi abbiamo speso miliardi di PNRR per fare il porfido lungo le strade, quando in realtà forse a quel punto era meglio utilizzarli per altre cose, magari per fare delle palestre, per fare delle scuole e purtroppo, perché bisogna dire le cose, per fare qualche carcere in più, invece di mettere il porfido bellissimo sulle nostre piazze che sono già belle di loro. E quindi da questo punto di vista qua mi dispiace, perché poi, ripeto, nella situazione del signor Zancan, ma anche quella a cui faceva riferimento lei prima, del povero signore che si trova col conto corrente svuotato perché ha sbagliato a schiacciare un pulsante, anche lì nei reati di natura informatica o digitale non è possibile che siamo ancora all'anteguerra, per cui succede reato, denuncia, vado ai carabinieri, devo fare denuncia alla polizia postale, che dopo fa denuncia e poi alla fine non si riesce mai a rintracciare chi è stato. Ma l'Italia, che è per fortuna un paese libero, democratico, occidentale e che si considera all'avanguardia, non può consentire che i propri cittadini vengano trattati in questa maniera, perché poi purtroppo nel momento in cui la rabbia diventa montante non si è non solo più in grado di gestirla, ma può portare purtroppo a situazioni gravissime. Giusy da Treviso, vai Giusy. No, Giusy. E ora Mirella, siamo sempre a quei discorsi. E ora manda i vigili a Cortina e no altri ne tocca attaccare chi che lo ha l'allarme ai 7 della sera. Non si può andare avanti così, perché non si può neanche andare in piazza, beversi un caffè se te la voglia, in compagnia, e perché dobbiamo stare attenti anche di giorno per chi viene a qualunque ora, neanche verso una finestra la mattina che viene dentro l'ossigeno. Ma perché ne manda i militari? Perché ne manda i militari là a Cortina? Siamo senza vigili, senza nessuno che ne tende e ancora che ne manda via. C'è sempre il cittadino che ha dato la risposta. Sindaco, senti Giusy cosa ti dice il sindaco? Ha ragione, ma io direi di più, poi mi dico che sono polemico, potrebbero mandare i carabinieri che sono in Albania a controllare il centro migranti che è vuoto. Sono 60, se non ricordo male, a 4-5 mila euro al mese. Esatto. Potremmo mandarli in Cortina 15 di spariamo con lo schermo. Grazie cara Giusy, sono in chiusura, sentiamo il professor Trivellato. Ecco, cosa vuole dire, ecco, che il nostro cuore dopo tanto stress non si sa come andrà a finire. Per fortuna che c'è la grande tecnologia, il professor Trivellato che ci cura. Prego professore, come ci saluta? Grazie per l'invito, ho sentito cose molto interessanti. Io vorrei ricollegarmi come cardiologo a quanto detto poco fa all'inizio della trasmissione da quella paziente che aveva avuto il Covid e poi una sequela di interventi, era stato anche, mi pare, al centro di cardiologia qui per i trapianti. Ricordiamoci che il Covid e l'influenza possono dare, in casi non rarissimi, delle miocarditi o pericarditi, soprattutto se intaccano il cuore sotto l'aspetto del muscolo cardiaco, si ha una miocardite, quello oltre a inficiare, a danneggiare la capacità contrattile del cuore, può dare anche delle aritmie. Teniamo presente questo. L'influenza è passato tutto, la febbre è passata, la spossatezza è passata, ma dopo possono talora comparire delle aritmie che bisogna tenere presente.
E ha fatto bene a dirlo, la ringrazio professor Trivellato, salutiamo il grande professore Mario Trivellato che ha dato anche lui delle pillole di saggezza, di competenza. Ascoltate, se avete qualche sintomo andate dal medico di famiglia, specialmente se ce l'avete, perché anche là è un punto di domanda, non si sa neanche là cosa succederà, però a proposito di salute, perciò grazie veramente professor Trivellato di essere stato con noi e complimenti per come ha spiegato, ecco, questa complessità anche di questo organo meraviglioso che è il nostro cuore. Grazie. Sindaco, come ci saluta, cosa vuole dire? No, volevo, se posso, ricollegarvi a quello che ha detto appunto il professor Trivellato, perché mi è venuto in mente che noi un paio d'anni fa, proprio diciamo così, nell'immediato post-Covid, 2023, noi abbiamo fatto un incontro col dottor Patrizio Sarto, che è il primario di medicina sportiva qua. Sì, l'ho avuto anche ospite. A Treviso, e che è uno dei massimi esperti appunto del cuore, soprattutto in ambito sportivo, che aveva realizzato un cortometraggio bellissimo, Il secondo tempo di Julian Ross. Per chi ha la mia età e ha visto gli Benji sa di cosa stiamo parlando. E che è stato molto interessante perché ho incontrato proprio le associazioni sportive e i ragazzi e ha spiegato quanto sia importante la prevenzione, ma anche il monitoraggio continuo, perché quando si fa sport uno lo fa perché vuole star bene, vuole stare in compagnia, vuole divertirsi, vuole anche scaricarsi dallo stress quotidiano che accumula, e quindi ha il diritto di farlo nella maniera più libera da qualsiasi tipo di pensiero e di sensazione negativa. Quindi io consiglio anche agli altri colleghi sindaci, se non l'hanno ancora fatto, di fare questo tipo di incontri, perché è stato veramente molto utile. I colleghi sindaci che voteranno il nuovo presidente della provincia qui il 1° febbraio, il nostro Durighetto è candidato per il centro-sinistra, se la vedrà col sindaco di Roncade, giusto? Sì, sì. Ecco, vincerà, chi vincerà, com'è il profumo, che profumo c'è in giro, sindaco? Che profumo c'è in giro? Ci sentiamo il 2 febbraio, così poi al limite brinderemo se sarà un successo o brinderemo in qualsiasi caso, dai, insomma. Allora vediamo la locandina, questa bellissima locandina di questo bellissimo festival, avete sentito, Carnevale, perché è veramente un festival sanstinese, 33 cari, magari scambiarvi anche con Zero Branco non sarebbe male, vero sindaco? Vede che Sveglia Veneti unisce, allora come ci saluta Cusin? Che vi aspettiamo tutti a Sostegno di Vivenza l'8 di febbraio per oltre 3 ore di manifestazione, di cari, di festa, di musica, di coriandoli, di tutto quello che il carnevale può portare, e togliersi da tutto questo stress, da tutta questa roba che abbiamo e che fa riposare sto cuore che è molto sollecitato. Assolutamente, dobbiamo divertirci e lasciare per un giorno che il nostro fisico e la nostra mente sia libera di divertirsi e di... Sindaco Durighetto, ai giovani cosa diciamo? Di partecipare di più, di essere più coinvolti, ma dobbiamo andarli a prendere, da soli non arriveranno. Sì, sindaco, bisogna intrigarli di più. Questo sì, ma anche stavo pensando al discorso che faceva l'ultima ascoltatrice che aveva telefonato. Diciamo che se nelle piazze noi avessimo più manifestazioni... Fermo sindaco, perché ho Gianfranco Valeri al telefono. Valeri, veloce! Sì. Prego. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Mi rivolgo proprio a lei signor sindaco. Ecco, io sono un anziano e secondo me le cose sono cambiate dal 94, si immagini, dal 94. Ecco, quando c'è stata la Tangentopoli hanno distrutto i partiti. Una volta non c'era la trasmissione della Mirella, ma c'erano le segreterie dei vari partiti. Nei comuni, anche nei comuni piccoli, c'erano vari sedi, si addestavano quando avevano i pantoncini corti, si andava nelle sedi, si discuteva. Se c'erano i partiti non avrebbero mai fatto il 110, signor sindaco, perché sarebbe intervenuto in una qualsiasi sede di partito che avrebbe, come io alla casa vecchia, e che hanno visto appunto a questa casa, non sarebbe mai successo. Signor sindaco, la gente non va più a votare perché queste sono le cose. E sa chi andrà a votare la prossima volta? Solo chi sono i candidati, i suoi parenti, i suoi amici. Secondo me, se noi instauriamo i partiti come una volta e c'è una competizione leale, ha capito il discorso, proprio come ha detto lei, che vinca chi vinca,
perché la democrazia è fatta così, ma dobbiamo restaurare tutti le segreterie. Grazie Gianfranco, devo chiudere perché ho già afforato, ecco, non abbiamo vigili, non abbiamo niente, ma abbiamo le fiaccole, è arrivata anche la fiaccola, evviva la fiaccola, dicono andiamo con la fiaccola, noi ci vediamo domani mattina, grazie ai miei ospiti. Ciao grande famiglia, siamo al Banco Solidale perché è venuta a trovarci mamma Sole, la chiameremo così. Una mamma che ha molti problemi, 2 bambini, si è anche iscritto ed oggi è arrivata al Banco Solidale, cercheremo di aiutarla ed è qui vicino a noi. Allora, ti chiamo mamma Sole perché sei un sole, perché 2 creature meravigliose come le tue non posso che chiamarti mamma Sole, anche per una privacy, per rispetto dei tuoi bambini. Cosa è successo nella tua vita, mamma Sole? Avevo un lavoro, ho perso questo lavoro e mi sono ritrovata in strada con il bambino, col primo bambino. Allora tu ti sei rivolta ai servizi sociali, hai cercato di far capire l'importanza. Certo. Prendila su. Ti chiamo, sai cosa ti chiamo? Luce, tu sei la luce, ha 2 occhi meravigliosi. Ecco, allora mamma Sole e la bimba Luce. Allora. Ho preso subito contatto con il servizio sociale, che però, come si sa, non è che aiutano granché, anzi danno molti più problemi di quelli che... Hai fatto fatica. Non ritrovo, come posso dire, l'aiuto che dovrebbero dare. La sicurezza, come posso spiegare? Non dico di risolvere i problemi alle persone, però magari indirizzarle anche, no? E invece ho sempre trovato da chiedere altrove, ecco. Come mai ti sei rivolta alla Rete Veneta, ai Veneti Schiacciati, alla Mirella? Ho guardato la trasmissione e dopo ho conosciuto un'altra persona che mi ha fatto conoscere la Mirella, per fortuna. E tu cosa speri dalla Mirella e da questa grande famiglia di Rete Veneta? Allora, Rete Veneta secondo me è la parola, come dici tu sempre Mirella, è la parola dei cittadini, quindi magari ho detto la Mirella può dire quello che io non posso dire, no? I servizi sociali non funzionano, esatto, dico esatto, lo vedo ogni mattina, quindi e non solo, un aiuto. Ascolta mamma Sole, dicono che non è vero che non c'è lavoro, cameriere, inservienti, però che non avete voglia di lavorare. È vero questo? Non è vero. Non è vero, c'è una politica sbagliata anche lì, perché secondo me anche là è sbagliato, perché magari non ce l'ho con nessuno, non sono né razzista né, anzi sono al popolo aperto io, però c'è una politica sbagliata. Ho visto che quando ho nominato la parola lavoro ti stavi un po' commuovendo. Perché? Perché ero brava nel mio lavoro, Mirella, ero brava. Io ho fatto la commessa, però ho vinto tanti, come posso dire, anche dentro il negozio l'ho fatto crescere e non sono più potuta andare a lavorare. Il lavoro mi viene da piangere perché appunto, come posso dire, mi piaceva il mio lavoro. Cosa vuol dire alzarsi al mattino e sapere di non riuscire a dare quello che aspetta ai tuoi figli? Specialmente anche il più grande che comincia a capire, a sentire che ha questi desideri, diciamo, che hanno tutti i bambini. Ecco, lui vuole giocare a calcio, però tu mi hai scritto io non ho la possibilità di farlo. Io spero che qualcuno mi senta e che ti dia una mano, che mi chiami per vedere di inserire questo bambino nello sport, che è un bambino che ha già sofferto tantissimo, è un bambino che è seguito anche da un psicologo, perciò cosa vuoi dire? Ecco, nominiamo il bambino e lei piange. Non è facile perché come ogni mamma vorresti dare tutto, il massimo di quello che si può dare, perché io sono anche per la politica di non dare troppo, cioè non dare quello che si può al bambino, il giusto. Però quando vedi che non riesci a dare neanche quello che il bambino necessita, è dopo non poco da dirti, non so neanche cosa dire, guarda, la dignità. Pensa Mirella
che anche la scuola, dove il bambino dovrebbe essere seguito e comunque dovrebbe essere un mondo dove entri e c'è tutto, non c'è niente. Dobbiamo portare biscotti, fazzoletti, carta igienica, pennarelli, colle, tutto. Pensa a te, io che non ho niente, quel poco che ho è grazie a qualcun altro, ok? Dobbiamo portare tutto, come mi posso sentire io? Tu sei stata anche sfortunata perché tuo marito è morto, non c'è più, perciò è morto anche molto giovane, sì. E perciò tu ti ritrovi con queste due creature, però bisogna dare risposte a queste mamme. Allora noi te la diamo subito la risposta. E la risposta sai qual è? È questo assegno che la grande famiglia di Rete Veneta ti mette a disposizione, eccolo qua. Grazie Mirella. Ecco. Perché piangi? Non dovresti essere felice e sorridere. Sì, lo so. Lo so, però ho una dignità. Ho una dignità e non è facile per me di carattere accettare le cose, capito? Io vi ringrazio, non so neanche cosa dire. E cosa vuoi dire qui? Ma no, ma guarda che io ti ho detto, quando ti ho detto non aver problemi, che vedrai che l'aiuto io te lo porto, perché eri veramente disperata. Allora lo so. Ma non è per me. È per i miei figli. È per i tuoi figli, però ecco, questo che stiamo facendo noi è dare questo ossigeno alle persone come te, che possono respirare, che questo bambino abbia almeno l'ABC, quello che chiede un bambino, specialmente lo sport. Diciamo troppi social, poi abbiamo i bambini che vogliono fare sport e non hanno la possibilità di farlo. C'è qualcosa che non funziona qua, perciò noi questa mattina adesso ti diamo questa possibilità con questo assegno che facciamo vedere, e tu con questo assegno, che è un assegno molto dignitoso, ti darà la possibilità di respirare e di continuare questa tua guerra per vincere questa battaglia, per vincere questa guerra, che è una guerra molto importante. Dai un grande saluto alla grande famiglia. Grazie Rete Veneta, grazie a tutti veramente. Non so come ringraziare tutti voi, spero un giorno di far parte del volontariato. Ecco, e con queste parole noi vi salutiamo. Abbiamo iniziato questa trasmissione quest'anno, avete visto, con questo caso. Quanti ce ne saranno? Però noi ci siamo. Grazie a voi, ciao.